Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG, buon inizio di settimana, anche oggi per raccontarvi tutto quello che accade nel nostro territorio. È stata una settimana difficile sul fronte del maltempo, soprattutto nella Marca trevigiana, e più tardi ci collegheremo con Christian Arboit per fare il punto della situazione, perché c'è stato qualche problema anche stanotte tra Cairano e Montebelluna nella Marca trevigiana, con grandinate e pioggia, e soprattutto oggi nel pomeriggio alle 16 è previsto un vertice nel comando dei Vigili del Fuoco per parlare della situazione del Meschio alla presenza del prefetto. Ma ci sono stati problemi e disagi forti anche nel Vicentino questa notte, pioggia intensa e grandine che si è abbattuta sulla provincia a macchia di leopardo, colpendo soprattutto le aree agricole. Allora ci colleghiamo in apertura con Daniele Garbini e Federico Cibotto, che si trovano a Poiana Maggiore in compagnia di due imprenditori agricoli, Germano Andriolo e Antonella Gabaldo, per fare il punto di quello che è accaduto stanotte nel Vicentino. Buongiorno Daniele. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Confermo, proprio qui ci troviamo a Poiana Maggiore, dove questa notte verso le 3 proprio si è concentrata in una mezz'ora una grandinata talmente intensa che non ricordavano proprio, almeno recentemente, fosse mai ripetuta, e questo ha portato, come avevi già anticipato, a macchie di leopardo soprattutto nel territorio di Poiana Maggiore e anche a Noventa Vicentina, sappiamo anche poi a nord di Vicenza. Ecco, queste sono le aree dove si è concentrata. Com'è, oltre all'imprenditore che hai già annunciato, c'è invece l'assessore Luigi Pozza del comune. Insomma, con lei che cosa possiamo inquadrare? Possiamo dire cos'è successo intanto stanotte? Sì, come ha detto lei, è stata una grossa grandinata che è andata, diciamo, a due folate, nel senso che dalle 2:30 alle 3 sono una prima folata con chicchi grossi abbastanza, posso dire come ciliegie e come olive, e poi una seconda ondata verso le 3 che ha, diciamo, completato l'opera di devastazione sul territorio. Io stamattina ho fatto un giro di perlustrazione per capire un po' sia le aree pubbliche che i raccolti come in qualche maniera avevano subito il danno. Ho visto che il tabacco è stato danneggiato fortemente, ho visto che il mais anch'esso, in una fascia soprattutto della zona ovest del paese, da Cagnano fino al centro del paese. La zona sud-est ancora un po' meno, dove ci troviamo adesso, però voglio dire il mais, la soia, i vigneti, ecco, il danno maggiore, come sempre succede quando grandina, lo subisce il tabacco, per cui adesso ci sarà da valutare la situazione e valutare i danni, insomma. Sì, infatti diciamo subito che questa non è una zona meno così che si presta a questo tipo di situazioni, no? Perturbazioni così concentrate, si sa che è rischioso, ma non è mai successo come questo. Lei che è il titolare, insomma, in questa azienda, che cosa ha visto e soprattutto se l'aspettava? Aspettarselo sicuramente no, perché la grandine è sempre un evento che viene fortunatamente spot e raramente. Il problema è che anche il cambiamento climatico anche in questa zona è evidente, perché l'anno scorso ci siamo ritrovati qua con la tua collega e qua eravamo allagati, avevamo 1 metro d'acqua che a ricordo dei nostri anziani non c'era mai stato. Adesso si comincia con la grandine dopo un anno. Fare impresa in questa zona comincia a diventare un po' problematico, perché un anno per un motivo, un anno per l'altro i raccolti non si fanno più, insomma. E che danni ha subito? Adesso il nostro collega sta facendo vedere il campo di mais alle sue spalle. Ecco. Il campo di mais alle mie spalle ha un danno del circa sopra il 50%, e quindi mi troverò a dover acquistare nel mercato una quantità di mais importante, perché questo mais è a uso energetico e l'impianto di trasformazione deve continuare, e quindi sarò costretto a comprare nel mercato una buona quantità di prodotto. Ecco, grazie, in bocca al lupo intanto, proprio per fare un inquadramento della zona. Ecco, sono situazioni che si possono ripetere sempre più spesso, anche se non sono attese. Lei ha detto ha visto altri territori, altre aziende, questa non è tra quelle più colpite.
Sì, devo dire che seguo ormai gli eventi meteorologici da oltre 10 anni come amministratore. Quello più catastrofico è stato quello dello scorso anno con le alluvioni. Allora è stata veramente una cosa che a memoria non si ricordava da parte anche degli anziani del paese. Quest'anno in realtà il clima non ci è stato particolarmente avverso, nel senso che ci sono stati grandi periodi di siccità, a parte un periodo di calura che ha compromesso parzialmente il raccolto delle patate che superficialmente affiorivano e di conseguenza si sono lessate e sono state buttate perché non sono state potute raccogliere. Questa grandinata in qualche maniera viene a chiudere un cerchio. Adesso i raccolti sono un po' tutti esposti nel periodo di massimo vigore, voglio dire, per cui il frumento è già andato, per quello ormai non ci interessa più, però il mais, la soia, i vigneti e soprattutto, come ho detto prima, il tabacco sono quelli che hanno subito i danni più consistenti. La chiave di potersi assicurare è l'unica alternativa? Credo di sì, anche perché abbiamo visto tutti gli sviluppi delle problematiche dello scorso anno, poi i ristori arrivano e non arrivano, prevalentemente non arrivano, ci sono sempre più difficoltà per riuscire a far tornare i conti alle aziende agricole. I raccolti che nel nostro territorio si sviluppano sono questi, non è che possiamo inventarci di fare qualcosa di nuovo, di diverso, perché c'è chi ha gli allevamenti, chi ha il tabacco, questi sono i raccolti che ormai persistono su questo territorio, per cui quando succedono queste situazioni, insomma, la gente deve fare i conti anche che deve sopravvivere comunque anche a questi eventi. Grazie. Allora, intanto, prima di chiudere, domanda flash: lei è assicurato? No, non sono assicurato perché non è conveniente per la mia azienda assicurarsi. E i ristori, ho visto che prima I ristori non arrivano perché anche l'anno scorso che siamo stati alluvionati assolutamente nessun ristoro da parte né della regione né dello Stato. Grazie, insomma, mi piacerebbe dare notizie diverse, la situazione è questa. Nicola, se non hai domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbini e Federico Cibotto da Poiana Maggiore. Dicevamo, torneremo a parlare di maltempo fra poco perché ci collegheremo con Christian Arvoit a Castelfranco per fare il punto della situazione nella Marca con il presidente della provincia Stefano Marcon, anche alla luce poi del vertice di questo pomeriggio al comando dei Vigili del Fuoco di Treviso sul tema del meschio che tanti problemi ha creato nei giorni scorsi nella Marca trevigiana. Prima di continuare con la cronaca andiamo però a Bassano per parlare di una novità importante che riguarda proprio la città di Bassano, perché parte la mini rivoluzione della ZTL con un'ora di sperimentazione in più ed è ovviamente un tema, una novità che fa discutere in città a Bassano. Mirko Cavallin, buongiorno. Buongiorno Nicola, bentrovati con Alessandro Costacuta. In pieno centro, alle mie spalle, uno dei varchi elettronici appunto che controllano e controlleranno appunto, come dicevi, un'ora in più da questa sera. L'anticipo è dalle 19:30 rispetto alle 20:30, un'ora in più per quanto riguarda la ZTL, quindi passeranno solo i residenti e gli autorizzati nelle ore indicate dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 5:30, poi appunto 19:30 24 e poi sabato 05:30 e poi 14:24, la domenica e festivi 0:24, quindi per l'intera giornata. È solo un'ora in più, ma è una sperimentazione che potrebbe avere un impatto e per questo è una sperimentazione fino al 30 ottobre, cioè fino a quando è normalmente in vigore l'orario estivo. Come vedete, nonostante sia un lunedì teoricamente tranquillo, il traffico comunque qui anche in questo punto c'è. La novità vera riguarda dalla parte opposta della città verso il Ponte Vecchio via Angarano, che aveva una ZTL parziale diversa rispetto al resto del centro, che adesso invece sarà adeguata come orari. Le reazioni, le prime le abbiamo raccolte dal rappresentante dei gestori dei locali del centro storico e poi da due commercianti di via Angarano. La parola chiave è perplessità, aspettiamo, vediamo e sperimentiamo. Li abbiamo sentiti e con queste interviste poi vi ricedo la linea.
un po' diciamo era nell'aria. L'unica cosa che ci ha sorpreso un attimo, non in quanto il cambiamento di un'ora soltanto, non è che cambia di molto, è stato proprio nero su bianco, così un po' all'improvviso. Quella di Angarano, la parte di Angarano la sapevamo perché era un discorso proprio di turismo e di traffico, l'ora in più è stata un po' così, messa un po' nero su bianco, un po' a sorpresa. Quindi non era nelle trattative quest'ora in più? Diciamo che quando si parla di ZTL è sempre un discorso un po' delicato, dove si deve ragionare un po' sul discorso viabilità, parcheggi. Ripeto, un'ora non cambia sicuramente, ma è sempre meglio parlarne e confrontarci un po' sulla questione. Quindi adesso questo periodo fino a fine ottobre servirà appunto da sperimentazione per capire se funziona o no? Sì, penso sia così, sicuramente è un po' come la paura è sempre un po' come dicevano un po' i vecchi, no? Che dalla punta di un dito si prenda un braccio senza magari, penso che non sia questa la cosa, è una sperimentazione, va bene, ripeto, sottolineo, un'ora non cambia. Il cambiare la ZTL, non siamo contro la ZTL, questo lo tengo a sottolineare, se fatta con criterio, con un discorso di viabilità e di parcheggi per garantire anche l'afflusso normale alle persone e al traffico sicuramente. Sperimentale dal lunedì 28 luglio fino al 31 ottobre, dalle 19:30 a mezzanotte lunedì e venerdì, dalle 14 a mezzanotte il sabato e tutto il giorno la domenica. Beh, ma insomma mi sembra che non è che cambi molto perché è giusto anche che sia così e ci siamo adeguati al centro cittadino, diciamo, sì. Adesso non sono sicuro se l'orario invernale o estivo è alle 19:30 di adesso si allarga di un'ora a 19:30 anche nel resto del centro. Vede? Sì. Ecco, allora penso che ma non penso che sia sti grandi problemi, insomma. Quindi una sperimentazione da fare. Sperimentiamo, poi vediamo. Diciamo che siamo titubanti, però siccome, come dicevo l'altra volta, ho fiducia nel comune, spero che, anche se per noi il sabato chiudere alle 2 vuol dire che l'attività sabato pomeriggio ce ne stiamo a casa, non lavoriamo noi con quei orari là, però proviamo, poi dopo se il sindaco si fa vedere e ci dice se possiamo aggiustarla, spero che venga, crediamo che nella buona sorte si può andare avanti, ma non tanto. Queste dunque le prime reazioni dei commercianti di Bassano. Torniamo alla cronaca con la polizia che a Padova arresta un 61enne ricercato perché doveva scontare 5 anni di carcere. L'accusa, reati furti commessi negli ospedali del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Lo hanno bloccato a Rimini mentre stava utilizzando un bancomat rubato qualche giorno prima in ospedale a Padova. Un 61enne sardo senza fissa dimora, ricercato perché doveva scontare una pena di 5 anni e 4 mesi per furti di carte di credito negli ospedali di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, è stato arrestato dalla polizia di Padova. Le indagini erano iniziate lo scorso 22 luglio dopo un furto di un portafoglio avvenuto il giorno prima in ospedale a Padova e denunciato al posto di polizia del nosocomio da una dipendente che si trovava nel reparto di pediatria, dove aveva lasciato per pochi istanti la sua borsa appoggiata ad una sedia. I poliziotti della squadra mobile di Padova, tracciando i movimenti della carta di credito con decine di operazioni e pagamenti in alcuni bar di Padova, hanno ricostruito il percorso dell'uomo, ripreso anche dalle telecamere di videosorveglianza cittadine. Il 61enne era già noto perché tra il 2016 e il 2017 aveva compiuto numerosi furti all'ospedale Sant'Antonio. Nel passato dell'uomo, specializzato proprio in furti in strutture ospedaliere, colpi anche a Rimini, Bologna, Monza e alla clinica Mangiagalli di Milano. Il 61enne è stato incastrato anche dalle telecamere della stazione ferroviaria di Padova, che lo hanno ripreso mentre prendeva il treno per Rimini, ed è qui che lo hanno aspettato e arrestato i poliziotti della squadra mobile. Ancora dal Padovano, con una tragedia sfiorata, minaccia i vicini con un forcone, un uomo denunciato.
Una lite tra vicini ha rischiato di degenerare quando uno dei contendenti si è presentato brandendo un forcone. Un 32enne romeno è stato denunciato a Brugine dai carabinieri di Piove di Sacco, intervenuti per sedare un litigio. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine ed ora è accusato di minaccia aggravata. I militari hanno sequestrato il forcone ritrovato nella sua abitazione. Il 32enne romeno, al culmine dell'ennesimo diverbio per futili motivi, ha minacciato di morte il vicino di casa e la moglie col forcone. I due hanno allertato subito i carabinieri che sono intervenuti e hanno denunciato il 32enne. La cronaca ci porta nella Marca trevigiana, si chiamava Emanuele Spada, aveva 55 anni, l'agricoltore schiacciato dal suo trattore a Guia di Valdobbiadene, è morto il giorno prima che il suo corpo venisse scoperto dopo l'allerta della sorella. A Guia si trova il nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Io sono ai piedi di Strada Torte, che è la strada che porta verso il Pian de Farnè. Per intenderci siamo nella zona nord di Guia di Valdobbiadene, siamo nelle zone più impervie delle colline UNESCO. Perché sono qui? Per due motivi. Primo, perché nel luogo dell'incidente di cui tu hai enunciato ci si arriva solo o con mezzi speciali, quindi trattori, trazioni particolari, oppure a piedi, ci vuole un quarto d'ora per arrivare. E l'altra notizia che noi abbiamo potuto appurare andando lì di persona e vedendo le immagini è che molto probabilmente Emanuele Spada, 55 anni, non è deceduto perché magari stava cercando di recuperare una bancola, quindi un tratto di vigna magari ceduta, che aveva ceduto con le piogge, ma stava cercando di interrare la carcassa di un animale. Quello che abbiamo visto, che vi ho mandato nelle immagini in qualche maniera spedite, perché lì segnali ce n'è davvero poco, vedete che c'è una buca che è scavata e poco più in basso c'è lo scavatore, praticamente il piccolo bobcat che Emanuele Spada stava utilizzando. Quello che poi emerge guardando bene le immagini è che nella sommità dove c'è la benna c'è anche la carcassa di un animale, presumibilmente un cinghiale. E che cosa può essere successo? Beh, intanto il luogo, come potete vedere dalle immagini, è estremamente scivoloso, cioè lì probabilmente sotto c'è una falda d'acqua e quindi tutto il terreno è estremamente pieno, intriso d'acqua e quindi estremamente scivoloso. Probabilmente Emanuele Spada, stando alcune testimonianze che abbiamo raccolto, è salito in vigna intorno alle 19 proprio con l'intento di interrare questa carcassa, ha messo un trattore di traverso e poi di sopra ha cominciato appunto prima a scavare la buca e poi, quando si è trattato di posizionare la carcassa, molto probabilmente il mezzo ha perso leggermente l'equilibrio o ha cominciato a scivolare, e le conseguenze sono state appunto che Emanuele Spada è stato travolto da mezzo, o meglio, molto probabilmente è rimasto schiacciato tra il mezzo e un albero, perché si vede chiaramente che il posto guida è stato centrato dalla base di un albero e che si è infilato sostanzialmente tra il posto guida e la barra anti che è obbligatoria per questi mezzi. Quindi non sarebbe un incidente sul lavoro, ma una tragica disgrazia, a cui si aggiunge il fatto che il fatto probabilmente è accaduto intorno alle 19:20 di sabato sera, e per tutta la notte Emanuele Spada non si sa se è deceduto sul colpo oppure in stato agonizzante, è rimasto tutta la notte in mezzo al bosco. Ad accorgersi la sorella. Va detto che la famiglia Spada è una famiglia molto riservata, vive su due case alla fine del paese di Guia, non vedendo il fratello ritornare, non sapendo e soprattutto non avendo risposta al telefono quando prendeva, perché lì c'è un po' di intermittenza di segnale, ha deciso di venire a vedere in vigna, dove molto probabilmente sapeva era stato il suo ultimo punto dove probabilmente aveva detto che sarebbe andato, e lì ha trovato il corpo del fratello. Ieri sera intorno alle 18 tutto questo è accaduto. Subito sono scattati i soccorsi, sono arrivati i vigili del fuoco, è arrivato il SUE, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Certo è che fa pensare morire per seppellire una carcassa, e questa è una riflessione che va sicuramente fatta nei prossimi giorni. E da Guia di Valdobbiadene è tutto, a te la linea. Grazie a Lucio Zanato. Ancora la cronaca, perché caccia all'automobilista che ha percorso quasi 20 chilometri contro mano lungo la superstrada pedemontana veneta. L'autostrada sta passando al setaccio. Le immagini delle telecamere per risalire all'automobilista che 2 sere fa ha seminato il panico tra gli altri mezzi che circolavano. Le prime segnalazioni alle 21 nel tratto tra Montebelluna e Spresiano,
Gli ultimi avvistamenti tra Povegliano e Spresiano, quindi una ventina di chilometri dopo. Solo per miracolo l'auto contromano non si è scontrata con gli altri mezzi che si sono visti la vettura arrivare in senso contrario. Purtroppo abbiamo visto invece in altre zone d'Italia, nella A4 Torino-Milano, la tragedia che c'è stata proprio per il 70enne che aveva percorso contromano l'autostrada, provocando poi 4 morti. In questo caso fortunatamente soltanto una tragedia sfiorata. Come tragedia sfiorata è stato lo schianto che ieri mattina ha visto 6 feriti, di cui 2 gravi, a Breda di Piave. Lungo l'argine del Piave la Mercedes di un 21enne di Susegana, forse per un colpo di sonno, ha invaso l'altra corsia schiantandosi con una station wagon. La gente corre e dopo, se non conosci bene la curva, la strada, ti trovi un po' in centro strada, diciamo, se corri un po'. E rischi di invadere. Il rischio è di invadere la corsia. La semicurva insidiosa e un improvviso colpo di sonno sono le probabili concause del grave incidente che si è verificato alle 7:40 del mattino in via Argine Piave a Saletto di Breda, in cui sono rimaste coinvolte 2 auto, una Mercedes che proveniva da Fagarè e una Peugeot Station Wagon che arrivava nello stesso momento dalla direzione opposta. Stando alla ricostruzione di Carabinieri e Vigili del Fuoco, la Mercedes, condotta da un 21enne di Susegana, ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con l'altra vettura. Un impatto violentissimo, feriti tutti e 6 gli occupanti delle 2 macchine. Il 21enne, accanto al quale sedeva una ragazza di 17 anni di Povegliano, e le 2 coppie che a bordo della Peugeot stavano andando a trascorrere la domenica al mare. Si tratta di 2 uomini di 54 e 49 anni e 2 donne di 48 e 45, tutti di Valdobbiadene. È una forte botta, sono venuto fuori e ho visto il fatto. C'era una signora qui che era cosciente, semi-incosciente, e l'autista era bloccato. Ho dato un attimino una mano, ma ho visto che non potevo fare altro, perciò ho aspettato i soccorsi. Sul posto sono intervenute 3 ambulanze del SUEM 118 che hanno trasportato negli ospedali di Treviso e Oderzo i 4 feriti meno gravi, mentre i 2 pazienti che versano in condizioni più critiche sono stati affidati all'equipaggio dell'elisoccorso per il ricovero d'urgenza al Cafoncello. Il traffico lungo l'argine tra Saletto e San Bartolomeo è stato interrotto per il tempo dei soccorsi e della rimozione dei mezzi. I primi a bloccare le auto in arrivo subito dopo lo scontro sono stati i residenti. La strada non è nuova a incidenti con feriti. Saranno 2 mesi che è successo un incidente là, si vedono ancora i pali abbattuti in frontale, sempre alle 2 di notte. L'ennesimo schianto dunque, per i 2 feriti più gravi la prognosi è riservata. E poi ci sono i 2 automobilisti indagati, quelli coinvolti nell'incidente mortale avvenuto sabato a Codevigo. La procura ha aperto un'indagine per chiarire le cause dell'incidente costato la vita a Rossano Boscolo Contadin, 62enne di Chioggia, morto sabato mattina in uno schianto tremendo lungo la strada provinciale 53 a Conche di Codevigo. L'uomo, testimone di Geova, in sella al suo scooter, stava compiendo il suo solito giro porta a porta in direzione Codevigo, ma all'altezza di un incrocio ha centrato una micra guidata da una 33enne padovana che in quel momento stava svoltando per immettersi in una strada laterale della Romea. Il 62enne è stato disarcionato e sbalzato sull'asfalto proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un'auto guidata da 2 turisti della Repubblica Ceca. L'impatto devastante non ha lasciato scampo all'uomo. La dinamica sembra chiara e quindi i 2 automobilisti sono stati indagati con l'accusa di omicidio stradale colposo. I mezzi sono stati sequestrati. Ora si attende nulla osta della procura, la restituzione della salma ai familiari per organizzare i funerali. Torniamo a parlare della morte di Alex Marangon a Vidor. Nel diario del ragazzo dissequestrato da qualche giorno e riconsegnato alla famiglia, secondo il legale dei genitori, l'avvocato Stefano Tigani, non ci sarebbero tracce di volontà di suicidio, ma è chiaramente la determinazione di assumere l'ayahuasca, tasselli di un mosaico che per la famiglia lentamente porterà a chiarire cosa accadde davvero quella sera.
Chiaro che a questo punto ci sono delle persone che hanno delle responsabilità penali enormi che dovranno affrontare quello che arriverà. Però bisogna capire poi bene il titolo del reato per cui i responsabili della morte di Alex dovranno rispondere. Il diario di Alex, 300 pagine di appunti fitti. Per la famiglia Marangon, che ne è entrata in possesso dopo il dissequestro insieme al telefonino, confermerebbe che il 25enne non era affatto depresso e non pensava minimamente a togliersi la vita. Stava facendo un'esperienza all'abbazia fortemente voluta, come ribadisce l'avvocato Tigani. È emerso con assoluta certezza e inconfutabilità il fatto che lui, quantomeno altre 2 volte, in abbazia ci fosse stato e gli fosse stata ceduta questa sostanza stupefacente con la quale si fanno questi riti. Il profilo che esce da questa agenda è di un ragazzo estremamente sensibile, estremamente profondo, certamente non un ragazzo che avesse istinti suicidi o altre cretinate simili che abbiamo sentito dire più di una volta nel corso di questa indagine. Siamo molto scocciati per questo. Il legale è convinto che si stia finalmente intraprendendo la strada verso quella verità e, se possibile, quella giustizia tanto invocate dalla famiglia Marangon. Noi siamo, non posso dire sereni perché Alex non ce lo riporta più indietro nessuno, ma certamente cominciamo ad andare verso una direzione che era quella che sapevamo dovesse prendere sin dall'inizio, e da lì lasciamo lavorare il magistrato. Adesso bisogna che la verità venga fuori senza continuare a parlare di suicidi, di animo di persona che era giù di morale, eccetera. Adesso siamo veramente stufi. È ora che le autorità intervengano, conclude il legale. Quel rituale sciamanico e tutto ciò che ci gira intorno costituisce un esempio di un fenomeno diffuso e pericoloso a livello sociale. Un fenomeno settario, aggiunge, alimentato da persone che si approfittano di ragazzi alla ricerca di se stessi. Il fatto che l'ayahuasca fosse nelle bottiglie non ci interessa molto, perché comunque è una sostanza che per essere somministrata, e lo abbiamo letto anche dalla consulenza, necessita di essere cotta per ore. Quindi non è che ci potrà venire a dire qualcuno sapeva, qualcuno non sapeva. Questa è stata importata, portata, preparata e ceduta. Fine della storia. Le responsabilità di chi sono e a che titolo saranno non spetta a me qualificarle, spetta al magistrato. Io non faccio nomi e cognomi, i nomi e cognomi li farà la magistratura, anche se io ce l'ho bene in testa. Chiari. A Tarso adesso con Baby Vandali in azione in pieno centro. 20 giorni fa un altro episodio al Parco Broli. Il sindaco dice denunceremo, poi contatteremo le famiglie che dovranno pagare i danni. A parlare è Gianangelo Boff, che è anche un parlamentare della Lega. Solita serata di danni da parte dei soliti ragazzetti che probabilmente le famiglie non sanno educare e hanno fatto danni su questi fiori davanti al cimitero che i nostri volontari custodiscono lungo via Ruio, poi si sono portati in piazza. Sabato notte un gruppo di ragazzini si è accanito contro alcuni grandi vasi di fiori posti lungo via Ruio e davanti al municipio di Tarso, gettandoli a terra e rompendoli. In mattinata le fioriere sono state sistemate dai volontari che se ne occupano. Queste sono state rialzate dai volontari perché oggi abbiamo anche la gara delle biciclette che passa qui a Tarso. Una ventina di giorni fa, mentre l'intera comunità di Tarso era alle prese con i danni causati dal maltempo, altri vandali avevano preso di mira la casetta al Parco Broli, rompendo una porta e danneggiando un lavandino. Ora questo nuovo episodio, ma stavolta le telecamere della piazza potrebbero aver immortalato i responsabili. Adesso nei prossimi giorni provvederemo a contattare le famiglie e con le denunce perché è ora di finirla. Basta, chi non riesce a tenere i propri figli, non riesce a educare i propri figli, verrà chiamato a pagare i danni. Allora ci separiamo per qualche istante di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con Focus TG, abbiamo aperto parlando del maltempo che ha colpito il Vicentino e soprattutto le zone coltivate, lo dicevamo. Che saremmo tornati a parlare di maltempo perché l'allerta gialla permane in tutto il Veneto e anche nella Marca, che ha avuto tanti problemi la scorsa settimana. Si continua a guardare con preoccupazione al cielo e oggi c'è un vertice importante nel pomeriggio. Cristian Arboita, Castelfranco, buongiorno.
Buongiorno Nicola, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo a Castelfranco Veneto, dove da poco si è conclusa un'importante inaugurazione, il taglio del nastro per i lavori della radioterapia dello IOV, ma ne parleremo questa sera con Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso. Facciamo il punto di un'emergenza che sembra senza fine, l'emergenza maltempo. Sono ancora ore di allerta gialla, soprattutto in alcuni bacini, come quello in cui persiste anche Castelfranco, il bacino Brenta-Bacchiglione. Presidente Marcon, com'è la situazione attuale? Sono ore di allerta gialla, voi siete appunto allertati, ma per il momento come procede? Per il momento non abbiamo segnali di criticità. Con la pioggia di stanotte c'è stato un innalzamento della venale, ma tutto sommato contenuto, eravamo pronti aprendo gli scarichi previsti e quindi non ci sono state criticità a Castelfranco Veneto. Come provincia abbiamo il tema delle frane e degli smottamenti che interessano diverse provinciali, la SP4, la 152, la 43 a Codognè, con un albero che è sradicato e quindi ha fatto una voragine nella strada, e quindi interventi sostanzialmente che derivano un po' dalla criticità idrogeologica che in questo periodo, con questi abbondanti piogge, va in crisi. Diciamo che dopo il maltempo di giovedì, soprattutto in alcune zone della Marca Trevigiana, Coneglianese, zona di Fara di Soligo, Pieve di Soligo, Valdobbiadene, si sono riaperte delle frane anche storiche. Nella notte ci sono state delle problematiche tra Montebelluna e Cairano San Marco. Ho parlato poco fa con la sindaca Altina, mi dice che comunque la situazione è sotto controllo. C'è stata una decina di allagamenti proprio tra Cairano e Montebelluna. Le risulta anche a lei, Presidente? Sì, è il tema, quando succedono queste bombe d'acqua, il tema degli allagamenti è il primo dei problemi che bisogna affrontare. È successo di notte, so che le strutture si sono allertate contattando anche direttamente la sala regionale e quindi gli interventi poi vengono fatti. Certo è che è difficile anche fare determinate previsioni, no? Vediamo come cambia il tempo e quanto siano magari circoscritte le zone dove cade la bomba d'acqua. Ripeto che è sempre quello il problema: se in un lasso di tempo corto ci sono precipitazioni che vanno oltre alla soglia di scarico, inevitabilmente succedono degli allagamenti. Ecco, quindi il tempo che cambia, ma le casse comunali che restano sempre le stesse, verrebbe da dire, con le criticità che ben conosciamo. Io direi che le casse comunali anzi peggiorano sotto certi punti di vista. Certo è che il tema del dissesto idrogeologico bisognerebbe di risorse importanti e di un piano sovracomunale, sovraprovinciale per la gestione dello stesso. E torniamo sempre al tema dei soldi e delle capacità limitate che hanno gli enti locali con competenza diretta o indiretta su alcune tematiche. Quello del dissesto idrogeologico è una competenza che vede coinvolto diversi attori, dal Genio piuttosto che la regione, le province o i comuni, rispetto alle quali bisogna in qualche modo cercare di fare sistema e dotare i territori delle risorse necessarie per poter intervenire. Va da sé che la prima sentinella del territorio è il sindaco, e se il sindaco avesse la capacità operativa di poter intervenire con risorse proprie, sarebbe sicuramente quell'ente che dà una risposta più immediata. Quindi servirebbero più risorse ai comuni, lei lo dice spesso e lo rivediamo, insomma, è un refrain. Servirebbero più autonomia di gestione delle risorse. Ricordiamo sempre quanti proventi degli enti locali concorrono al risanamento del bilancio pubblico, che se anziché far questo fossero lasciati ai territori, potendo fare degli interventi, contribuirebbero indirettamente in modo più veloce e sostanziale al risanamento del bilancio pubblico. Grazie Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto, presidente della provincia di Treviso. Tra l'altro nel pomeriggio alle 4 presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ci sarà una riunione operativa focalizzata sul Meschio, torrente che è esondato anche la scorsa settimana. Convocati i comuni, in particolare di Colomberto e Cordignano, ma chiaramente ve lo racconteremo nel corso dei telegiornali serali. Per il momento da Castelfranco è tutto. Nicola, con Nicoletta
Nicoletta Rizzetto, ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit. Allora noi adesso andiamo a Venezia per parlare di Alberto Trentini, perché c'è stata questa telefonata sabato sera, una nuova telefonata molto importante. Pur nella costante angoscia siamo sollevati per aver potuto sentire per pochi minuti la voce di Alberto, nella speranza di poterlo riabbracciare presto a casa. Il commento della mamma di Alberto Trentini, che appunto sabato sera è riuscita a parlare con lui al telefono proprio mentre da Gradisca di Sonzo per la manifestazione Onde Mediterranee i genitori di Giulio Regeni lanciavano un nuovo appello per non far cadere il silenzio sul cooperante di Lido di Venezia detenuto nel carcere venezuelano, lo ricordiamo, dallo scorso 15 novembre. Una telefonata durata pochi minuti in cui Trentini si è rassicurato sulle condizioni dei genitori e ha cercato di dare loro un po' di sollievo e di speranza. Queste dunque le parole della mamma di Alberto Trentini. Temi internazionali, un tema internazionale importante, quello di Alberto Trentini, come tema internazionale che riguarda di fatto tutti noi e che ha coinvolto nella serata di ieri parrocchie e cittadini comuni in tutto il Veneto. È stata ovviamente la situazione drammatica, tragica, apocalittica di Gaza. Ebbene, ieri sera le campane, le preghiere, il rumore per Gaza. Vediamo soprattutto quanto è accaduto a Treviso, nella Marca trevigiana, in questo servizio. Da un lato il suono delle campane, la recita del rosario, dal Duomo di Treviso a quello di Castelfranco alle tante parrocchie della diocesi, dall'altro le pentole, i coperchi, i campanacci, le due manifestazioni religiosa e laica che hanno risuonato ieri sera con un unico scopo, quello di rompere il silenzio su quanto sta accadendo a Gaza. Non c'è più nessuno che riesca a capacitarsi di quello che sta succedendo e siamo tutti presi dal dolore, alle volte anche dall'angoscia e dall'impotenza e continuiamo a non essere tra i potenti della terra, però l'invito che è stato fatto da alcuni uffici e anche accolto, come vedo bene così dalla cattedrale, è un segno almeno che ci siamo e che quello che possiamo fare lo facciamo adesso qui noi nella preghiera. Lo facciamo con l'impegno politico, con la testimonianza, con la voglia di costruire realtà di pace. Siamo qui appunto per cercare a nostro modo di fare rumore come siamo stati invitati. È una modalità mai contro nessuno, ma sempre per davvero la fine di questa strage che si sta svolgendo sotto i nostri occhi e che davvero richiede tanta preghiera e anche azione, certamente, e questo insomma nelle sedi adatte. Siamo qui insieme e ci sentiamo uniti a tutti, anche quelli che non sono credenti, che non sono cattolici, ecco, ma abbiamo un obiettivo comune che è la pace e questo credo sia un valore universale che va sempre perseguito in tutti i modi. Anche partecipare a questi momenti di preghiera significa portare un piccolo tassellino verso il ponte della pace. Non è semplice, è uno scenario particolarmente complicato, però è nostro dovere crederci e quindi ringrazio tutti quei cittadini che hanno dedicato la loro domenica sera semplicemente per stringersi attorno alla preghiera. Non servirà, ma almeno chi può fa qualcosa, perché sennò sono sempre parole, noi confidiamo in un altro aiuto, perciò ci sono, volevo esserci. Credo che dobbiamo essere testimoni anche noi e vicino a queste persone, quindi abbiamo sentito questa voglia proprio di essere accanto a loro. Che l'appello del Papa, che l'ha fatto proprio oggi, e la preghiera è l'unica cosa che possiamo fare e dobbiamo fare. Il rumore delle campane della preghiera sul sagrato del Duomo hanno fatto sentire forte la voce dei fedeli per la pace. Poco distante lo stesso messaggio è risuonato in piazza Santa Maria dei Battuti, dove numerosi cittadini, senza simboli di partito ma con le sole bandiere della pace e della Palestina, hanno accolto l'appello a fare rumore per fermare la strage a Gaza.
Un momento di rumore contro il silenzio che continua a calare sul genocidio in corso a Gaza, un genocidio di cui è vittima il popolo palestinese e che non può essere in alcun modo giustificato da un'azione militare che in realtà in questi mesi ha fatto decine di migliaia di vittime tra i civili, compresi donne e 15.000, forse 20.000 bambini. Per questo anche Treviso dice no al silenzio sul massacro a Gaza. Il nostro intento è di far sapere da una parte al popolo di Gaza che c'è qualcuno che li difende e dall'altra a chi detiene il potere economico e politico che c'è un malcontento, e questa è l'unica voce che possono comprendere questi signori. Così dunque ieri sera a Treviso, ma lo dicevamo, piazze piene anche da Bassano del Grappa, a Vicenza, insomma in tante altre realtà anche a Padova. Intanto al Peron di Sedico, siamo nel Bellunese, vandalizzato il manifesto di Radio Più contro le guerre. Il direttore Mirko Mezzacasa ha presentato denuncia ai carabinieri, lo ha raggiunto per noi Tiziana Bolognani insieme a Stefano Bozzi. L'intolleranza nei confronti delle idee. Siamo al Peron di Sedico, con me Mirko Mezzacasa, direttore di Radio Più, sua l'iniziativa di acquistare uno spazio e di mettere un manifesto con un messaggio molto importante. In questo momento l'attenzione è rivolta naturalmente a quanto sta accadendo in Palestina, nella striscia di Gaza. Il messaggio, Mirko Mezzacasa, evidentemente non è stato gradito da più di qualcuno, perché questo manifesto è stato vandalizzato. Vogliamo ascoltare il silenzio delle bombe, diceva, tra l'altro messo in tempi non sospetti, molto prima che la situazione degenerasse. È stato strappato 2 notti consecutive. La prima sera abbiamo pensato, riattacchiamolo, chissà, forse è un caso. La seconda volta abbiamo capito che non si trattava di un caso. Non è stato il temporale o la pioggia, perché il nostro tacchino è un professionista e vi posso assicurare che è stato anche molto difficile strapparlo. Infatti ce n'è ancora un pezzettino attaccato. Ecco, perché lo vediamo, è un manifesto alle nostre spalle, un manifesto in 3 parti. È stata lasciata la parte centrale. La prima sera lei non hai trovato la parte con le bombe, e quello è stato, diciamo, il segnale più preoccupante. Sì, quello è stato il primo segnale. Abbiamo detto riproviamoci, ne avevo ancora una copia, perché sono manifesti che tra l'altro costano, però avevamo deciso di fare proprio 2 copie perché non si sa mai che accada, e infatti la seconda versione è servita e purtroppo hanno staccato anche questa. È un impegno della radio nel sociale che si perpetua oramai da anni, il vostro? Sì, tra l'altro non contro la guerra, contro tutte le guerre, perché come sai Tiziana ce n'è purtroppo più di una in questo mondo, e volevamo fare qualcosa di diverso, non il solito ascolta Radio Più che siamo i più belli, siamo i più bravi, ma abbiamo detto lanciamo un messaggio importante su una via di passaggio importante che è la 203 verso l'Agordino. Il danno, il danno nei confronti di un vostro impegno, e il danno anche economico. Purtroppo sì, perché sono manifesti che costano, vengono fatti in una tipografia anche abbastanza lontano. Iliana, che ha fatto la grafica, ha un costo anche lei, è stata molto brava, e purtroppo il danno c'è. E di qui poi la denuncia ai carabinieri. Torniamo a Venezia, è tempo di bilanci per il contributo d'accesso, ma infuria la polemica dopo la proposta shock del presidente dei commercianti di Piazza San Marco. 100 euro di tassa ai turisti a Venezia, i turisti non spendono più soldi. Allora, mentre si traccia un bilancio di contributo d'accesso, c'è anche questa polemica con Assoutenti, che oggi dice una follia questa proposta dei commercianti di Piazza San Marco. Il nostro Filippo Fois da Venezia, buongiorno.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo con Daniele Minotto, fresco di nomina di direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori dal 1° di luglio. Minotto, partiamo proprio dalla fine, da quest'ultima polemica che hanno suscitato le dichiarazioni del presidente dell'Associazione Piazza San Marco. A Venezia bisognerebbe mettere un contributo d'accesso di 100 euro. Ma allora, per molti versi potrebbe essere anche bello o divertente da applicare una cosa del genere. Noi pensiamo che sia una uscita un po' infelice su una cosa che non è possibile. Fortunatamente abbiamo una città splendida. Noi stiamo lavorando tantissimo per migliorare la qualità e quindi anche la qualità degli ospiti, però deve essere accessibile a tutti. La città è fatta non solo di quelle che sono le persone che possono fare shopping in Piazza San Marco, se questo era l'obiettivo di quel tipo di dichiarazione, ma di chi può anche solo venire un giorno a vedere questa città per poter vivere nel pieno. Si porta il pranzo a sacco. Allora, se magari evitasse di portare il pranzo a sacco sarebbe meglio, ma per una semplice questione di decoro, perché purtroppo non abbiamo spazi di aree picnic. Dopo, se uno vuole mangiarsi il panino o vuole fare un'altra cosa, magari senza essere attaccato dai gabbiani, sarebbe meglio che lo facessi in modo diverso. Uno può dedicare poco tempo perché ha una bassa capacità di spesa, starà un pochino meno tempo, vedrà la città, vedrà delle chiese fantastiche, vedrà una città che è unica ed è giusto che lo possa fare in qualsiasi momento. La città offre possibilità a tutti, non dal punto di vista economico, anche compresi i pasti, perché non è necessario per forza portarsi il panino, ma ci sono luoghi che sono accessibili anche a tutti quanti. Prima il contributo d'accesso, quest'anno sono entrate nelle casse del Comune, il secondo anno siamo ancora in fase di sperimentazione, è bene ricordarlo, i numeri in cui era attivo il contributo d'accesso sono quasi raddoppiati rispetto all'anno scorso e anche la cifra è molto aumentata perché siamo passati a 5.400.000 euro rispetto ai 2.400.000 dell'anno scorso. C'è da ricordare che quest'anno il contributo d'accesso costava 5 euro se ci si prenotava entro 3 giorni prima il proprio arrivo, negli ultimi 3 giorni costava 10, questo spiega anche questa cifra. Che bilancio fate come albergatori del contributo d'accesso? Ci sono 2 partiti qui a Venezia, chi dice che si tratta di un modo per fare cassa, chi come il Comune dice no, ci aiuta a regolamentare i flussi turistici. Sicuramente è uno strumento utile che abbiamo sostenuto dalla nascita, noi abbiamo collaborato proprio per fare in modo che fosse applicabile, perché non era semplice. All'inizio si parlava addirittura che quando una persona arriva in albergo, visto che chi pernotta negli alberghi del Comune di Venezia e tutte le strutture ricettive dove si paga già la tassa di soggiorno, ha diritto a non pagare il contributo d'accesso. E quindi abbiamo dovuto fare un lungo lavoro anche per utilizzare i nostri gestionari che potessero dialogare con Venis e fare arrivare l'esenzione prima ancora che il turista possa arrivare in città. È uno strumento utile per il fatto che ci permette di conoscere quali sono gli ospiti in città, perché oggi noi sappiamo solo ed esclusivamente quali sono gli ospiti pernottanti, quelli per cui si fa la schedina di notifica. Tutta quella parte che è la stragrande maggioranza, che è circa il 70% degli ingressi in città, sono persone delle quali sappiamo poco, lo sappiamo solo dal traffico di cellulari o di altri strumenti. Oggi avere uno strumento ci permette di programmare anche i servizi della città, perché se io so che in città arriva il pienone, devo anche organizzare dei servizi che siano adeguati, compresa la pulizia, la sicurezza, che è fondamentale. E quindi sicuramente è uno strumento che riteniamo importante. Non è l'unico, non è quello che sarà la soluzione di tutti i problemi, ma comunque anche per noi riconosce una cosa importante, che premia il turismo pernottante, appunto non essendo soggetti al contributo d'accesso, quindi semplicemente prenotando la struttura ricettiva ha diritto ad accedere alla città in tutto il comune, perché anche chi pernotta nella città della terraferma, quindi a Mestre o nelle isole, ha diritto di venire in città con le stesse identiche condizioni. Quindi ci si deve lavorare, bisognerà sicuramente estendere il numero di giornate. L'altra cosa, se il problema è il fatto che si faccia cassa, è un piccolo compenso per quelli che sono quei costi di quel turismo che viene solo di giorno, comunque una bottiglietta d'acqua da lasciare in un cestino, un po' di sporcizia da dover pulire, è un costo per la collettività, è un costo anche per i turisti che pernottano, oltre che i cittadini veneziani, e quindi un giusto contributo per mantenere la città. Tornando per un attimo alla polemica tra Asso e utenti dell'Associazione Piazza San Marco, Venezia è una città per ricchi, come dice Asso Utenti, e la gente non consuma ma si porta il pranzo al sacco perché teme che arrivi poi la stagata. Allora, ci sono molto spesso dei miti che vanno un pochino sfatati. La città è una città che ha un'offerta un po' per tutti. È ovvio che se io voglio andare a prendere un caffè in Piazza San Marco devo pagare per il fatto di essere anche in Piazza San Marco. Se invece vado in altri punti della città ho modo di trovare anche delle strutture ristorative che sono a prezzi che sono sicuramente accessibili.
Quello che deve essere il messaggio che viene dato alle persone che vengono in città: ci si deve venire, può venirci chiunque, ma deve rispettare questa città. Quindi non abbiamo spazi per bivacchi, non abbiamo aree picnic come ci possono essere in montagna o da altre parti, i limiti ci sono, se venite anche per qualche ora lo fate nel modo corretto e sarete ben accetti. E con l'ultima notizia invece ci spostiamo un po' in campo internazionale, perché prima stavamo parlando dell'occupazione delle stanze negli alberghi. Voi avete risentito un pochino della svalutazione del dollaro in quest'estate? Beh, sicuramente nel momento in cui c'è un calo di turisti statunitensi noi lo sentiamo subito, perché sono la prima provenienza in assoluto, sono più del 20% e pesano per più del 30% delle entrate delle strutture ricettive. Sicuramente quest'anno, un po' come è normale che sia quando abbiamo le elezioni del Presidente degli Stati Uniti, un po' per gli scenari internazionali di guerra, la biennale che è architettura è comunque un pochino più bassa, ci mettiamo anche un 13% che è l'attuale svalutazione che è al dollaro, sicuramente c'è una flessione di questa tipologia di utenza. Non da preoccupare, perché siamo convinti che torneranno nel momento in cui si va a rinormalizzare quello che è il clima generale a livello internazionale. Comunque è una stagione un pochino più difficile, veniamo dopo 3 anni di 2024 in modo particolare un anno record, c'è un calo importante complessivo del 20%, ma non è solo dovuto agli statunitensi. Grazie a Daniele Minotto, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, e direi che per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois, grazie anche al direttore Minotto. Allora, adesso noi siamo alla politica, perché le tensioni nel centrodestra restano non solo sul nome del candidato ma anche sulla lista Zaia. Una lista Zaia, i partiti devono fare le loro liste, se si fa una lista diversa dal proprio partito è un po' singolare. Le parole sono di Antonio Tajani, oggi leader di Forza Italia, a margine di una conferenza stampa. Se si fa una lista diversa dal proprio partito è un po' singolare, non mi pare una buona idea, perché se poi ognuno si mette a fare liste personali si crea un po' di confusione nell'elettorato. Ne parleremo, è un altro tema quello della lista Zaia. Quando si riunirà il tavolo del centrodestra sulle regionali, è stato chiesto a Tajani, non si tratta di fare in fretta ma di fare bene e trovare i candidati vincenti. Ma per la Lega, abbiamo sentito ieri i vertici della Lega nella provincia di Treviso, da Coin a Conte, si è concordi nel dire che è troppo tardi arrivare a settembre, come sembra, per il centrodestra. Non c'è nemmeno la data delle elezioni perché non hanno un candidato. Quando troveranno il candidato forse metteranno anche la data delle elezioni, dimostrazione che i loro interessi vengono prima. Invece sarebbe opportuno dire ai cittadini: presto si va a votare, e si va a votare in questa data. Il segretario regionale del PD Andrea Martella lancia una stoccata al centrodestra. Ancora le prese, dice, con un'accesa discussione sul nome del candidato alle regionali. Manca un nome e manca soprattutto, sottolinea il senatore, una data del voto. Dall'altra parte il centro-sinistra ha dato ufficialmente il via alla sua campagna elettorale da Treviso, con il candidato alla presidenza Giovanni Manildo che ha presentato i principali punti del proprio programma, raccogliendo grandi consensi tra i 700 presenti a Villa Margherita. Un entusiasmo intorno all'ex sindaco di Treviso spiegato così dal segretario provinciale della Lega Coin. Sta riscuotendo un notevole successo, intanto perché probabilmente è l'unico candidato e quindi, non essendoci una contropartita dalle altre parti, fa la sua e di fatto attira tutte le attenzioni mediatiche e comunicative su di sé. Fatto sta che gli stessi esponenti del centrodestra ormai da tempo chiedono che venga ufficializzato il nome del candidato e la possibilità sempre più concreta che la scelta sia rimandata dopo le vacanze, quindi a settembre, non convince i vertici della Lega trevigiana. Mi sembra un po' troppo tardi, anche perché la Vox Populi, girando per i mercati, per le strade, delle dinamiche della politica interessa poco. Gli interessa conoscere i programmi, gli interessa condividere le preoccupazioni, i problemi e soprattutto trovare le soluzioni. Io spero proprio di no, anche perché se fossi un candidato potenziale al Consiglio regionale, cosa che tra l'altro non sono, ma mettendomi nei loro panni sarei abbastanza in imbarazzo, perché un minimo di campagna elettorale per chi deve andare a raccogliere preferenze non fosse altro, insomma, la scelta del candidato presidente, ma se guardiamo anche i consiglieri regionali, insomma, hanno il dovere, l'obbligo e la necessità di fare una campagna elettorale. Non solo questioni di tempistiche, i cittadini, rimarca Conte, non sono tanto interessati ai nomi quanto ai programmi. Io spero che il tavolo del centrodestra faccia sintesi quanto prima, perché i veneti hanno bisogno di sentir parlare non tanto di candidati ma di programmi e di visione.
E poi c'è un candidato nel centrodestra ormai da tempo lanciato proprio da Tajani, abbiamo sentito le sue parole sulla lista Zaia poco fa. Da sempre Tajani dice: se il nostro candidato per noi è Flavio Tosi, poi bisognerà capire se sarà lui o meno il candidato del centrodestra, un Tosi che sabato ha incontrato la sezione provinciale di Forza Italia nel Bellunese. Arriva in ritardo rispetto alla tabella di marcia per una serie di code e rallentamenti causati dai cantieri in Valsugane. Quando scende dall'auto, Flavio Tosi, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia, non può non segnalare che la risoluzione del tema infrastrutturale nel Veneto, in provincia di Belluno, deve essere questione primaria da portare anche al tavolo dei programmi per le prossime regionali. L'appuntamento con le urne non è ancora stato fissato, 16 o 23 novembre le date più probabili, ma prima nel centrodestra c'è da uscire dalla trattativa in corso a Roma. C'è ancora una riunione la settimana prossima fra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Secondo me non si arriverà alla conclusione, perché mentre il centrosinistra ha già il candidato Manildo, perché con tutto rispetto ma perdono, il centrodestra invece vince per certo, e quindi la scelta del candidato è poi quello che deve anche vincere. Al tavolo, si sa, i nomi sono quelli di Luca De Carlo o di Raffaele Speranzon per Fratelli d'Italia, Alberto Stefani per la Lega e appunto di Flavio Tosi per Forza Italia. La settimana prossima non verrà ancora presa una decisione e si andrà a settembre, quindi si vota a fine novembre, considerando che bisogna trovare un equilibrio fra 6 regioni che vanno al voto, tra il Comune di Venezia che va al voto l'anno dopo, Padova, Verona e Belluno votano l'anno dopo ancora, e quindi ci sarà una trattativa che dovrà trovare lo spazio. Preponderante per il partito di Giorgia Meloni, che è il primo della coalizione in termini numerici. Ci sarà qualche posto anche per Forza Italia e per la Lega. Speriamo che il Veneto tocchi a noi, però ripeto, anche se non toccasse a noi faremo una bella campagna elettorale e correremo per il candidato che sceglierà la coalizione. Una corsa politica che gli azzurri stanno condividendo con i territori, e in questo senso va letta la storica modifica dello Statuto di Forza Italia, una riforma voluta dal leader Antonio Tajani, che gode del pieno appoggio della famiglia Berlusconi e che amplia il processo democratico di apertura della base del partito, già iniziato con i congressi provinciali, comunali e di circoscrizione. Io quando mi sono insediato come coordinatore regionale avevamo 400 tessere in Veneto, oggi ne abbiamo più di 8.000, quindi vuol dire che è un partito in crescita costante, lo dicono anche i numeri elettorali, e con sempre più radicamento, sindaci, amministratori locali, amministratori civici, imprenditori. È un partito che sta tornando a essere quello che era, cioè un punto di riferimento vero, serio e credibile anche per il Veneto. E poi c'è lui, l'unico candidato certo per ora della coalizione del centro-sinistra, e cioè Giovanni Manildo. Come sappiamo, lo rivediamo la sua presentazione a Marcon nell'occasione della Festa dell'Unità, una Festa dell'Unità che questa sera vedrà l'eurodeputato Bonaccini, Stefano Bonaccini, presente, e che sabato aveva come ospite d'onore Elly Schlein. È una grande gioia essere qui per questa festa a Marcon e anche essere qui con Giovanni Manildo, il nostro candidato di cui siamo entusiasti. Ti ringrazio, Giovanni, perché è la tua esperienza amministrativa, la tua credibilità, la tua umanità che hanno agevolato che in Veneto si mettesse insieme la coalizione, credo, più ampia che si vedesse dagli ultimi 15 anni. Quindi è proprio il segno che ci crediamo in questa sfida al tuo fianco per mettere davanti il lavoro, le opportunità per i giovani, le politiche industriali che servono a questo territorio. Grande attesa nella seconda serata della Festa dell'Unità a Marcon per l'arrivo di Elly Schlein. A suo fianco anche il candidato governatore del centro-sinistra Giovanni Manildo. Per dimostrare una grande attenzione al Veneto e ai temi che abbiamo discusso con lei, che sono temi dello sviluppo, dell'ambiente, dell'impresa, del lavoro, della casa, della salute, quindi un incontro denso di contenuti. Schlein ha evidenziato come il Partito Democratico stia già lavorando mentre il centrodestra non ha ancora un candidato. Mentre dall'altra parte litigano per le poltrone e per le candidature, ed è incredibile, fatemi dire, che quando si chiude un ciclo importante come 15 anni di Zaia e prima 15 anni di Galan, non abbiano preparato il dopo, cioè non si siano occupati di costruire il ricambio, l'innovazione, investire su una nuova classe dirigente. Noi ci siamo mossi per tempo, siamo pronti per questa sfida, abbiamo molto in chiaro in testa le priorità per i veneti perché ce le hanno dette loro. Presenti anche Matteo Bellomo, Andrea Martella e Alessandro Zan. È un momento di partecipazione, di carica, di voglia di fare
e credo che possa essere un segnale di fiducia e che dà fiducia a tutti quanti noi in vista delle prossime elezioni. Questo è anche un indice di serietà, no, di una coalizione di centrosinistra che vuole un riscatto, un momento di rivincita, perché il Veneto è rimasto indietro in termini infrastrutturali, anche la sanità in Veneto è in una condizione di grande difficoltà, per cui serve un presidente della regione che sia in grado di affrontare le sfide che riguardano le cittadine e i cittadini veneti. Presente a sorpresa anche il sindaco di Marcon, che ha spiegato. Un passaggio doveroso, è un evento importante per Marcon, sicuramente questa situazione crea socialità e soprattutto abbiamo dato un messaggio di apertura, di partecipazione, a prescindere dalle idee politiche noi siamo disponibili a far parlare tutti e anche la segretaria Schlein è ben accetta qua a Marcon, quindi grande soddisfazione comunque per questo evento. I temi allora della politica sono i temi che riguardano spesso, importantissimo, quello economico, e allora c'è un dato che riguarda il credito alle piccole imprese del Veneto che è in caduta libera tra tassi alti e incertezze. Il sistema produttivo locale rischia di impoverirsi. L'allarme di Confartigianato. In 12 anni abbiamo avuto più del 50% di calo. Questo ovviamente è dovuto a una situazione geopolitica, ma soprattutto a una politica di incertezze in cui stiamo vivendo. Nel primo trimestre del 2025 i prestiti alle piccole imprese del Veneto sono scesi a circa 10 miliardi di euro contro i 21 miliardi del 2013. In 12 anni si sono praticamente dimezzati. Solo nell'ultimo anno il calo è stato del 7,2%, ancora peggio per le microimprese artigiane che registrano un meno 9,2%. Le cause principali: i tassi di interesse troppo alti e un clima di incertezza economica che frena gli investimenti. Molte aziende sono ancora alle prese con i debiti contratti durante il periodo Covid. Le banche, dal canto loro, sono più rigide. I costi per la valutazione dei piccoli prestiti non sono convenienti e i bilanci delle microimprese spesso non offrono garanzie sufficienti. Vuol dire che le imprese artigiane stanno andando avanti con il freno a mano tirato, ma soprattutto che questo non crea PIL, non crea opportunità di crescita. Secondo Confartigianato Imprese Veneto, il pericolo è che senza credito le piccole imprese non riescano a innovare né a sostenere i costi della transizione ecologica e digitale, con il rischio di un indebolimento dell'intero tessuto produttivo regionale. Speriamo che la situazione migliori nel tempo più breve possibile. Speriamo anche che sul tema dei dazi si trovi una situazione equa e che quindi l'Italia possa continuare col suo trend di qualità, di prodotto di grande rilevanza e quindi continuare ad esportare in America, ma soprattutto anche in altri paesi a livello mondiale. Queste sono le aziende, e poi ci sono i lavoratori e il fisco. L'ultima indagine della CGIA di Mestre analizza il rapporto con le tasse di dipendenti e partite IVA. Sentite. Il diverso rapporto con le tasse tra partite IVA e lavoratori dipendenti sotto la lente di ingrandimento dell'ufficio studi della CGIA di Mestre. Se le prime devono aprire il portafoglio e pagarle, i secondi subiscono il prelievo direttamente alla fonte. In oltre 9 casi su 10 le tasse e i contributi pagati dalle famiglie dei lavoratori dipendenti del Veneto vengono prelevati alla fonte, trattenuti direttamente dal lordo della busta paga, come IRPEF e contributi previdenziali, o inclusi negli acquisti di beni e servizi, come l'IVA, le accise, il canone RAI, l'imposta sulla RC auto, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Secondo il calcolo della CGIA, in Veneto una famiglia media composta da 2 genitori con lavoro dipendente ed un figlio a carico paga poco più di 20.000 euro di tasse all'anno, 19.500 dei quali attraverso trattenute alla fonte o nascoste nei vari acquisti. Pertanto la coppia presa in esame deve estrarre fisicamente dal portafoglio poco meno di 640 euro l'anno di tasse, bollo auto e Tari, che ha un'incidenza sul totale praticamente irrisoria al 3,2%. Ben diverso quanto accade per i lavoratori autonomi, che sono chiamati a pagare direttamente gran parte del loro carico fiscale, cosa che determina nel popolo delle partite IVA un'insofferenza nei confronti delle tasse molto superiore a quella manifestata dai dipendenti. E questo lo si avverte soprattutto nel Veneto, che da sempre è una terra di piccoli imprenditori e partite IVA. Di una cosa comunque tutti sono d'accordo: in Italia la pressione fiscale è eccessiva.
Se per ottenere una visita specialistica in tempi brevi siamo costretti a rivolgerci alla sanità privata, se in auto siamo sempre in coda a causa delle carenze delle infrastrutture, o se per avere una sentenza dalla giustizia civile dobbiamo attendere mediamente 6 anni, significa che in relazione a quanto paghiamo abbiamo un grave problema di efficienza della macchina pubblica. Certo, prosegue la CGIA, l'evasione fiscale è un grande problema nel nostro paese e va combattuta, ma non basta. Con più soldi a disposizione le cose migliorerebbero senz'altro. Tuttavia, ciò da solo non sarebbe sufficiente. L'IRPEF incide sulle entrate fiscali solo per il 30%, questo vuol dire che sul restante 70% la possibilità di evadere può essere imputata a tutti i contribuenti, che in Veneto sono 3.600.000, dei quali 3.400.000 tra dipendenti e pensionati, 146.000 lavoratori autonomi, altri 191.500 sono percettori di altri redditi, affitti, terreni, eccetera. A livello provinciale l'area che ne conta di più è Verona, seguono Padova e poi Treviso, che con oltre 674.000 contribuenti, di cui oltre 25.000 autonomi, si piazza al terzo posto. Allora, prima di andare in pubblicità, o meglio, dopo la pubblicità, adesso c'è una brevissima pausa, vedremo la 32esima edizione della festa sul Cansiglio dei Trevisani nel mondo, andata in scena ieri, e che ci racconterà il nostro Lucio Zanato, e poi sarà un momento di grande cultura, perché avremo con noi ospiti in diretta 2 grandi musicisti veneti che fanno onore al Veneto in tutto il mondo. A fra pochissimo. Tanti non tornano, e questo è il problema. Non tornano perché all'estero, in altri paesi, trovano delle condizioni migliori di quello che è in grado di offrire l'Italia. Questo deve far riflettere tutti noi. Trevisano, non scordare quella terra tanto bella, a cui devi le tue doti di profonda umanità. E questo è il messaggio dell'edizione 2025 del Cansiglio Day, la festa che l'Associazione Trevisani nel Mondo organizza da 31 anni sulla piana del Cansiglio. Un'organizzazione che il prossimo anno compirà il mezzo secolo di vita e che mantiene saldo il legame tra chi è partito a catar fortuna e le proprie radici. Quest'anno con una novità in più, la presenza dell'ultima sezione fondata in Brasile. Noi di origine italiana, che siamo in Rio Grande do Sul, ci sentiamo più italiani che brasiliani. Per questo c'è chi vuole tornare dove sono le proprie radici. Resgatar le origini e anche la cultura degli italiani, perché se non fosse per gli italiani il Brasile non sarebbe il Brasile che è ancora. E dobbiamo portare avanti, onorare i nostri antenati e anche fare sapere ai nostri bambini la storia dell'emigrazione, dove sono partiti i nonni e cosa hanno fatto. Raccontare il passato guardando però al futuro, come il ponte tra Treviso e l'Argentina, per portare nella Marca trevisani di terza generazione, diplomati o laureati, per dare una risposta alla richiesta di tante nostre aziende. Io spesso dico la provincia di Treviso è la provincia del cercasi, perché girando per le nostre strade troviamo tanti cartelli appesi un po' dappertutto, dove si fa richiesta di personale. Ponti quindi tra stati e continenti, che sono anche il primo segnale di pace, come ricordato Monsignor Riccardo Battocchio, vescovo di Vittorio Veneto, presiedendo la celebrazione eucaristica. I confini non siano barriere, siano dei ponti, non è sempre facile, non siamo ingenui, però ecco, fare sì che i confini diventino luoghi di incontro più che barriere di esclusione. Integrazione quindi, ma nelle regole di chi ti accoglie. Questo hanno vissuto i nostri emigranti, questo è il messaggio da un trevisano di terza generazione dal Brasile ai giovani immigrati nella Marca. In primo posto devono essere fieri dei loro padri, dei loro genitori, perché sono stato, penso, è difficile per loro, e anche devono seguire la legge e andare d'accordo, rispettare a tutti, e poi devono essere l'orgoglio dei loro genitori, non fare robe brutte, quindi questo è il mio consiglio.
siamo rientrati in diretta con il racconto di Lucio Zanato della festa dei Trevisani nel mondo, 32esima edizione del Cansiglio di ieri. Allora, in un certo senso parliamo di Trevisani nel mondo anche adesso, lo dicevo prima della pubblicità, ma qui parliamo di due trevigiani, di due veneti che rendono il Veneto orgoglioso in tutto il mondo per la loro arte, e parliamo di musica, nello specifico il violino e la chitarra classica. Un grazie per essere qui con noi a Paolo Tagliamento, buongiorno. Buongiorno, grazie. E a Massimo Scatolin, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi abbiamo questi due grandi artisti, e fra poco li vedremo anche in azione, che tra le varie attività, insomma, loro si sono esibiti molte volte all'estero, e una delle ultime loro esibizioni, questo connubio violino, chitarra classica, è stata la Griffith University di Brisbane in Australia. Questo è l'ultimo concerto, vero Paolo, che avete fatto, uno degli ultimi? Sì, uno degli ultimi, non proprio l'ultimo. Qui siamo al 14 giugno scorso al Griffith University di Brisbane, in un bel concerto organizzato dal consolato italiano a Brisbane. Poi siamo rientrati e abbiamo avuto altri concerti a Treviso e non solo. Come è andato? Non è la prima volta che sono andati in Australia, Scatolin, ma insomma è sempre un orgoglio portare anche... Sì. Il vostro nome, il nome dell'Italia e del Veneto all'estero? Sì, è sempre un'emozione. Ricordo la prima volta, io faccio una premessa, questa era la 19ª volta che andavo in Australia, quindi, la cosa più bella è ritrovare la comunità italiana, che è veramente enorme in Australia. C'è stata una grande migrazione e devo dire anche che ha avuto un grande successo questa migrazione, quindi la gente sta molto bene, ha delle bellissime posizioni. Ecco, gli italiani si sono fatti valere molto, eccoli. Come vi accolgono quando arrivate in Australia, Paolo? Molto bene, abbiamo molti amici e molti ne abbiamo fatti anche in questa ultima esperienza, in quest'ultimo viaggio insieme. La comunità, come ha detto Massimo, è veramente molto grande in Australia. Ho scoperto, diciamo, quella di Sydney che non conoscevo così bene, conoscevo meglio quella di Melbourne. L'ho conosciuta quando siamo stati insieme nel 2020 per un tour. Poi siamo stati accolti anche molto calorosamente da un'associazione locale in una festa, diciamo, che è stata organizzata di italiani, quindi sì, è stato in generale sì, c'è una bella accoglienza, bellissima accoglienza, e si trovano anche molti conterranei, moltissimi, proprio trevigiani, anche non solo, veneti in generale, ma proprio delle nostre zone anche molti. Allora, Coneglianese, Conegliano, vero? Nata a Conegliano, sì, Trevigiano sì. Doc, Scatolin. Come è nata questa collaborazione e quando è nata? Dunque... Parlo io? Sì. Allora, io avevo sentito parlare di questo giovane musicista, Paolo Tagliamento, avevo sentito parlare molto bene, però ovviamente bisognava sentirlo dal vivo. Sono andato, se non sbaglio, a Vittorio Veneto a sentire quando lui suonava con orchestra come solista il concerto di Bruch, e sono rimasto molto impressionato dalla qualità e naturalmente non solo la qualità musicale ma anche la bravura tecnica. E poi abbiamo cominciato, abbiamo pensato di cominciare una collaborazione, di provare quantomeno a cominciare una collaborazione, perché il violino e la chitarra insieme stanno molto bene. Facciamo un esempio, Niccolò Paganini suonava sia il violino che la chitarra e scrisse, credo, un centinaio di composizioni in cui sono presenti questi due strumenti. E questo è un punto di partenza, ma tantissima altra musica
è stata scritta oppure riarrangiata per questi due strumenti. Quindi noi insomma abbiamo cominciato credo nel novembre, se non sbaglio, del 19 e a gennaio del 20 eravamo già in Australia, abbiamo fatto una ventina di concerti, un bel tour in Australia, mi pare che siamo stati New South Wales, Victoria, insomma abbiamo fatto diverse città. E questa collaborazione da molto giovane, no? Ha avuto timore di approcciarsi a un maestro di caratura come Scatolin? Beh, sicuramente all'inizio il giusto timore, rispetto di chi ha fatto una lunga carriera molto importante, sì, c'è stato, poi devo dire ci siamo capiti subito in tutti i sensi, sia musicalmente che anche diciamo umanamente, quindi è stato subito un piacere lavorare insieme. Ma poi per quanto mi riguarda almeno la media dell'età si abbassa, no? Così dicono, ma allora probabilmente se suona con uno che ha 28 anni non ne ha poi così tanti neanche lui. Giustamente. Allora ritorniamo a Scatolin perché io devo chiedere una cosa, tra la sua biografia insomma che dice molte cose, vedo che ha incontrato, e non poteva che essere così, il grande leggendario Andrés Segovia. Sì. Mi dice un flash di Segovia, che è il nome tutelare della chitarra classica. Sì, era diciamo, quando lo vidi per la prima volta ricordo che scese dalla macchina con eravamo credo, non ricordo, forse a Bologna, con un mantello nero, il bastone con il pomello d'argento, e già questo mi ha fatto subito un'impressione così, no? Poi invece era una persona molto affabile. Mi sembrava distante, ma in realtà era alla mano. E poi aveva questo grande senso dell'ironia, perché parlava per allegorie, per cui si faceva capire in modo incredibile, cioè non diceva guarda che qui devi fare questo, no? Ti spiegava perché non lo devi fare, con una figura retorica proprio. Quindi per me quei pochi incontri sono stati fondamentali, veramente fondamentali, anche perché dopo, per lui è mancato, chiaramente a 92 anni se non sbaglio, quando ascolto le sue registrazioni, le ascolto in modo diverso, perché ho avuto l'opportunità naturalmente di stargli vicino. Questa per me è stata una fortuna enorme, ecco. Una carriera straordinaria in Europa, Cina, Australia e anche nell'America. La sua arte ha conquistato pubblico e critica, che lo ha definito uno dei migliori esecutori della chitarra. Il primo chitarrista italiano titolare di cattedra di master al Mozarteum di Salisburgo. Sì. Anche questa esperienza? È stata una bellissima esperienza, durata credo 12 anni, una cosa del genere. Una bellissima esperienza perché l'Accademia raccoglie i grandi talenti che vengono un po' da tutto il mondo. Quindi è stato, come dire, non solo cioè, quando arrivano questi grandi talenti c'è soprattutto un confronto. Cioè non è che io sono più bravo di loro, io ho molta esperienza e posso dare delle indicazioni importanti, ma anch'io ho ricevuto moltissimo da questi allievi che venivano. Cioè, per me all'epoca pensare che un uzbeko veniva a suonarmi le suite di Johann Sebastian Bach, per me una cosa, cioè pensare che una persona che veniva da un ambiente totalmente diverso dal nostro è stata per me una grande esperienza, un confronto incredibile, e anche quindi questo dà molto, fornisce tantissimo anche a chi è dall'altra parte, cioè non solo all'allievo ma anche al maestro. È un continuo dare e ricevere, come quando si suona in pubblico. Certo. Si ricevono le sensazioni del pubblico, insomma è un dialogo costante. Paolo Tagliamento è più giovane, quindi però ha bruciato le tappe in fretta, possiamo dire un enfant prodige, diciamolo, no? A 15 anni, diplomato a 10 lode, menzione speciale al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.
tanti premi, si è perfezionato a Madrid. Ecco, abbiamo parlato di Segovia per Scatolin, immagino che l'incontro con Uto Ughi sia stato altrettanto importante per lei. Sicuramente sì, il maestro Ughi ha rappresentato per me un modello sicuramente di violinista, di musicista. Sappiamo tutti quanto sia meraviglioso il suono del suo violino, il suo suono, perché poi il suono è di chi suona, non dello strumento, e sicuramente mi ha lasciato un'impronta importante. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui anche in particolare certo repertorio, di avere dei consigli suoi, nello specifico sui pezzi, sui brani, ma anche un po' per la vita artistica, così, per la carriera. E quindi qual è il consiglio più importante che le ha dato? Ma direi di non fare compromessi. Ecco, È importante questo? Sì, questa è una cosa molto importante, molto difficile anche per un artista in generale. Poi l'altra figura importantissima che è arrivata prima del maestro Ughi, perché si tratta della maestra con la quale ho studiato in tutti i miei anni all'estero, è Anna Ciumachenko, una grandissima violinista e una dei più grandi didatti esistenti per il violino, di origine, diciamo, parzialmente anche italiana, tra l'altro nata a Padova. In realtà una famiglia ucraina emigrata poi in Argentina, ma passando per l'Italia appunto ha dato la luce lei, e per me la sua conoscenza è stato un po' il punto di svolta nella mia formazione, ecco, come violinista. Una persona umanamente anche molto bella e con un passato alle spalle veramente importantissimo, al fianco dei più grandi artisti, insomma, del secolo. Quindi mi ha dato moltissimo in questi, diciamo, più o meno 10-11 anni che ho trascorso all'estero, fino a poco fa, quando sono rimpatriato. Allora, torniamo a vedere le immagini del concerto di Brisbane, perché avevo una curiosità da chiedere sempre a tagliamento, poi torno a Scatolin. Allora, lei suona un violino particolare, detto il Milanollo, è così? Sì. Che tipo di violino è? Ho un violino del 1701 di Pietro Giacomo Rogeri, figlio di Giovanni Battista, importante famiglia di scuola cremonese, ma di Brescia, possiamo dire che sia scuola cremonese comunque. È un violino molto bello sia esteticamente che nel suono. È una fortuna, un privilegio poterlo suonare già dal 2015 e ringrazio anche la Fondazione Pro Canale di Milano, la collezione Peterlongo, che mi concede questo privilegio, insomma. Una curiosità da super profano, ma è magari una domanda che si fa il telespettatore. Come si conserva un violino del 1701 cercando di tenerlo sempre conservato bene? Immagino che sia una responsabilità. Sì, sicuramente lo è. Lo si conserva tenendolo bene tutti i giorni, tenendolo lei pulito. Se ne prende cura proprio, sì, immagino, come un figlio. Certo, sì, bisogna avere una cura della pulizia, insomma, in generale di come lo si tratta, senza, diciamo, esagerare, perché comunque sono oggetti che sono molto più resistenti di quello che pensiamo. È più di 300 anni che il violino è lì, che vive, e poi anche con delle cure ogni tanto particolari, un po' straordinarie, certe pulizie, insomma. Scatolin, immagino che anche lei abbia uno strumento di un certo livello. Sì, le chitarre classiche sono cambiate molto in questi ultimi 30 anni. Sono costruite in modo molto più complesso
hanno una resa in sala molto superiore al passato. Se il maestro Segovia avesse avuto una di queste chitarre qui sarebbe stato sicuramente molto più contento, anche se le sue chitarre erano... quindi sono migliorate nel tempo? Sì, sono molto migliorate. Mentre il violino non è migliorato, il violino è nato quasi perfetto subito. Ecco, la chitarra invece ha avuto una grande evoluzione. Ecco, quella chitarra che suono ultimamente è costruita dal liutaio Enzo Guido di Chioggia, che è veramente un liutaio veramente straordinario. Fa poche chitarre l'anno, pochissime, perché solo per la tavola armonica credo che ci voglia un mese di lavoro, cioè è una cosa veramente complessa. Però i risultati si vedono, insomma, e questa è stata fatta espressamente per me. È anche una storia un po' particolare che è meglio non raccontare, magari se ci fosse tempo la racconterei. Manca pochi minuti, allora sarà la prossima puntata e cerchiamo di capire qual è il segreto di questa chitarra. Siamo quasi alla fine, però intanto volevo chiedere due cose. La prima, altri prossimi appuntamenti e prossimi concerti. Allora, abbiamo alcuni appuntamenti prossimamente ad agosto. Il 5 agosto saremo a Bibione per un concerto all'aperto al Laguna Park Hotel. l'Arena di Laguna Park Hotel. E lì faremo il tributo a Ennio Morricone con l'orchestra. Il nostro tour, omaggio a Morricone. Saremo poi il 13 di agosto sempre in zone, vicine al mare a Jesolo, per un altro concerto in duo, triumvirato musicale Paganini, Giuliani, Rossini. Saremo il giorno seguente a Montegrotto Terme per un altro concerto all'alba. Sì, al Museo delle Terme di Montegrotto, questo, alle 6 di mattina. Ecco, il calendario fittissimo, quindi 5 agosto Bibione, Morricone da non perdere, con l'orchestra. Il 13 agosto a Jesolo in duo e il giorno dopo all'alba a Montegrotto. Certamente. Poi chi volesse seguire sui nostri canali social, sul mio sito, trova tutte le informazioni. Anche a settembre ci saranno altri concerti, anche al Comunale di Treviso il 26 settembre. 26 settembre a Treviso. E ancora prima anche a Padova l'11 settembre. Quindi comunque tutte le informazioni sono reperibili sul sito. Allora, siamo in chiusura, però devo chiedervi una cosa. La musica è veicolo di cultura e di pace. È un periodo difficilissimo questo. Come la cultura e la musica può influenzare, può essere uno strumento di pace? Parto da Scattolini. La musica è per antonomasia lo strumento che unisce, perché è un linguaggio. La musica è un linguaggio universale che unisce tutte le popolazioni. Ricordo anche gli sforzi di tanti personaggi, come per esempio il direttore Daniel Barenboim, di fare un'orchestra anni fa, mi ricordo a Ramal, con gente proveniente dalle due parti proprio, e che si trovavano insieme per fare musica. La musica è il linguaggio proprio, è il linguaggio che unisce assolutamente più di tutti. Sì, è così, e se pensiamo al patrimonio musicale europeo, pensiamo che questo includa anche i paesi che ora sono in guerra tra loro, e naturalmente pensiamo ai grandi compositori, Tchaikovsky, poi pensiamo alla letteratura, pensiamo ai grandi interpreti. Odessa è stata la patria dei più grandi solisti del Novecento, e quindi... C'è il rischio di una strumentalizzazione politica spesso? Moltissimo, moltissimo. Sì, io andrei sempre oltre, quando si parla di arte si parla di arte, quando si parla di politica è facile strumentalizzare purtroppo, e si è visto anche in questi giorni, si sono viste tante opinioni differenti. Io credo comunque, e mi esprimo chiaramente, sono sempre per la musica, qualsiasi provenienza ci sia, non bisogna assolutamente oscurare l'arte. Si sono visti episodi di discriminazione, purtroppo. Non esiste discriminazione, no?
Ultima cosa, 30 secondi hai ancora giovane, 28 anni, anche se è un artista internazionale, ai ragazzi che magari non si approcciano in questo momento o non sono tanti ad approcciarsi alla musica classica, a uno strumento come il violino, perché magari sono affascinati da altro, oppure li vediamo affascinati dai social. Che messaggio dà a un giovane come lei? Di non farsi abbagliare da tutte queste false cose attraenti che ci sono oggigiorno, che sono molto spesso un inganno. La bellezza va ricercata con interesse, con spirito anche di curiosità, di sacrificio, ma non la prima cosa che si trova è quella buona. Ci vuole tempo, ci vuole ricerca, insomma. Sì. Io ringrazio Paolo Tagliamento e Massimo Scatolin per essere stati con noi. Ci ripromettiamo di rivederci magari anche dopo un po' di questi concerti. Il primo mi pare che sia il 5 agosto a Bibione, con una serata dedicata a Morricone, e grazie davvero per essere stati con noi, per averci raccontato un po' della vostra esperienza. Grazie a voi anche per averci seguito, il tempo è finito e arrivederci.